giù le mani al Tribunale della Pedemontana, ma soprattutto Vicenza da tanti anni cerca di mettere sotto scacco il Bassanese. Il Bassanese è fortunatamente un territorio importante da un punto di vista economico e produttivo, un territorio che 20 anni fa sognava di diventare provincia. Breve riassunto: il Comune di Vicenza convoca una commissione per parlare del progetto del Tribunale della Pedemontana, ma si sa, proprio a Vicenza è nato ed è piuttosto attivo un polo contrario all'apertura della struttura bassanese e in riva alla Brenta si fanno già le barricate per proteggere il progetto del Palazzo di Giustizia. È ovvio che siamo di fronte alle lobby di potere, i centri di potere vicentini che si stanno muovendo contro l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, ma la cosa ancora più scandalosa è che sia proprio il Comune di Vicenza, quindi è l'ennesima riprova che il Partito Democratico, in questo caso nella figura del sindaco Possamai, siano apertamente schierati contro il nostro Tribunale. Il territorio ha già detto di sì, eppure le categorie si sono espresse. I sindaci hanno fatto sapere come la pensano e anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha già confermato che in caso di apertura Bassano avrà una dotazione propria e non andrà a influire sull'assetto di tribunali esistenti. Ma allora, perché questa presa di posizione berica? Si sono schierati quasi 70 sindaci di 3 province, quindi Vicenza, Padova e Treviso, numerose associazioni di categoria, enti professionali. C'è un territorio di quasi 500.000 abitanti che chiede l'apertura di questo importante presidio di giustizia e la posizione del Comune di Vicenza è alquanto veramente anche fastidiosa, proprio perché la vedo come un'ingerenza. Da questo punto di vista, per Finco è ben chiaro il motivo della convocazione della commissione. Avviare un dibattito su Vicenza veramente non ne capisco il senso, se non la mossa da parte di qualcuno, di qualche centro di potere che ha tirato la giacca al sindaco Possamai e lui ovviamente per tenersi buona quella parte di elettorato ha deciso di convocare questa commissione. Proprio a Possamai è diretto l'invito del vicepresidente del Consiglio Veneto. Forse il sindaco Possamai, invece di occuparsi di Bassano, farebbe bene prima di tutto occuparsi della sua città, che è stato eletto a Vicenza e non a Bassano. E in secondo luogo dovrebbe pensare ai tanti problemi, ad esempio alla TAV, ai problemi dello spaccio della droga a Campomarzo, piuttosto che i problemi della sicurezza. Quindi prima di mettere il naso a Bassano, Possamai pensi a Vicenza che ne ha già abbastanza.